e parla come la gente. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie Castellana Sveva, amiche e amici miei, onde dell'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma soprattutto diamo il benvenuto alla padrona di casa Laura Ravetto. Laura, viaggi e intemperie, ma ce l'abbiamo fatta, buon pomeriggio. Dal Frecciarossa vi saluto. Grazie, per un attimo c'è stato un momento di silenzio che onestamente ho detto Dio, se è caduta la linea di nuovo è finita. Speriamo non ce ne siano altri, non garantisco. Eccomi qua, come stai? Adesso meglio, perché siamo riusciti ad agganciarti, quindi adesso molto meglio. Insomma, solite cose, solito clima da inizio giugno, quando tu senti che la scuola sta finendo. A te non viene mai questa sensazione? Tutto tace. Sarà una lunga telefonata oggi, una lunga trasmissione, pensate soltanto per 37 minuti, forse anche meno. Però oggi veramente vedo che i telefoni non ci assistono, non ci permettono di fare questa trasmissione. Sveva, proviamo di nuovo a richiamare la nostra Laura, vediamo se riusciamo a trovarla. Altrimenti direi che non so che senso abbia fare 40 minuti a chiedere pronto, ci sei, non c'è, che cosa ne parliamo. Non è rispettoso verso i laurea, non è rispettoso soprattutto verso gli ascoltatori. Ahimè, purtroppo, Antonino, quando ci si muove in Italia... a riprenderla, l'abbiamo in linea. Eccoci, ci sei? Sì, spero a questo che proprio abbiamo dei problemi. Infatti non ti si sente adesso. Lo so. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa, però a questo punto non possiamo fare gli ultimi 30 minuti di trasmissione a dirci ci sei, pronto, proviamo, oggi proprio il telefono... qualcosa di buono, magari qualcosa di buono viene fuori lo stesso, magari qualcuno ci chiama e ci spiega. Esatto. 0292947222, il telefono è aperto. Questo fiume di questo... No, è sfinente, è quasi sfinente, cioè che uno sì. in un programma di pari opportunità in cui si parla di dei femminicidi è diventato incredibile, sei d'accordo? Cosa? Che un programma di pari opportunità per via della scia di sangue avuta negli ultimi 3 giorni dovrà essere dedicato oggi tutto al tema del femminicidio. Io lo trovo incredibile. Sì, appunto. Io vorrei che questa trasmissione parlasse di proposte, cose, invece giustamente, perché bisogna dare attenzione a questo, però è incredibile come ormai ogni settimana io e te siamo a commentare dei femminicidi. Io questo lo trovo inaccettabile. Evidentemente qualunque strumento stiamo adottando non sta funzionando. No, decisamente no. E la cosa più drammatica è che praticamente qui è di ora in ora. Per esempio, l'ultimo è di 3 ore fa, fanpage, Empoli uccide la moglie in casa, poi tenta il suicidio. Un'anziana di 82 anni trovata morta in casa, accanto il marito 83enne gravemente ferito dopo un tentato suicidio. Si ipotizza omicidio-suicidio, indagini in corso, disposta all'autopsia. Io mi chiedo veramente che cosa stia succedendo. Ma ancora, e ieri ne abbiamo avuto uno a Lecce, una donna di 83 anni, Amalia Quarto, uccisa con un colpo d'arma da fuoco alla testa. A sparare sarebbe stato il marito Luigi Quarta, di 81 anni, poi dopo ha chiamato i carabinieri. E poi ancora il Papa stesso che interviene sui femminicidi,
no al dominio che sfocia in violenza. E allora uno si chiede, ma che senso ha tutto questo? E soprattutto come andremo a incominciare, da che parte possiamo andare a incominciare, se esiste la possibilità di un inizio della fine di tutto questo, perché è veramente incredibile. Il Papa stesso Però ieri l'ha detto. Dimmi. no, ma più che la politica, più che fare quel che sta facendo, davvero non so cos'altro possa inventarsi. Hai visto che abbiamo stanziato anche ulteriori fondi per l'educazione nelle scuole, hai visto che sono stanziati fondi per i centri antiviolenza, hai visto che ne parliamo in tutte le ma è anche un processo punitivo, quindi abbiamo accelerato i processi. Ne parliamo quando ci riusciamo, più che altro. Le 15:28 e mi sa che ancora una volta il telefono ci ha ciccato. Sveva, prova a richiamare Laura, vediamo se riusciamo a... Ma non possiamo nemmeno fare una trasmissione in questo modo, però, con la linea che cade continuamente, d'altronde non è colpa nostra, visto e considerato che quando si viaggia in Italia la rete mobile è quella che è. Vediamo un pochino. Sveva, appena abbiamo Laura fammelo sapere in modo tale che la recuperiamo. Intanto Antonino, la apriamo i segreteria telefoni adesso non lavora. 029294 7222 se volete intervenire, altrimenti potete anche mandarci delle zappe al 340 670 9659 se avete voglia di intervenire e di dire naturalmente la vostra. Vediamo un po'. Pronto? Antonino nulla. Non c'è la Niente. segreteria, non è raggiungibile. Vabbè, senti, intanto sono le 15:29. Andiamo in pausa, mandiamo un pezzo e proviamo a recuperarla. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi. Con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che nel cielo c'è. Non si vive, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo. Antonino, di nuovo a te la linea. E allora, oggi non siamo stati particolarmente fortunati con Laura, di conseguenza la puntata finisce qui, ci scusiamo con lei e con voi e naturalmente tareremo ora il palinsesto in maniera diversa per poterla avere in una giornata in cui non è costretta a muoversi e di conseguenza finalmente siamo in grado di averla al telefono senza interruzioni. Ci scusiamo ancora una volta con voi, peraltro non dipende da noi, visto e considerato che i nostri sistemi funzionano, funziona anche il telefono di Laura, ma evidentemente oggi la rete telefonica non fa il suo dovere, per cui ci scusiamo e con me ci si ritrova alle 18:05 per Zoom. Grazie a tutti. Avete ascoltato l'altra metà della radio.